Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi, in questa fredda giornata di dicembre, sperimentando nuove prospettive di ripresa, scopriremo una rigogliosa fonte, Saffilasca, facente parte del comune di Berchida. Andiamo avventurieri, riscaldiamoci alla guida in queste splendide curve. Spostiamo per la strada provinciale 138 che collega il comune di Calangianus con quello di Berchida. Oggi è una giornata particolarmente fredda e la strada è umida. Guardate le cime del Monte Limbara spruzzate dalla neve. La volta è proprio questa per la fontana Saffilasca, è un po' nascosta perché è sotto il livello della strada. Allora avventurieri, in questa giornata particolarmente fredda ma soleggiata siamo arrivati alla fonte Saffilasca. Vedete, si cade in comune di Berchida e precisamente sulla strada che collega il comune di Calangianus con quello di Berchida ed è al di sotto del manto stradale, quindi poco visibile. Vedete, qui l'acqua non manca mai e oggi è particolarmente fredda per via del fatto che le cime del Monte Limbara, da quali è alimentata, sono innevate. Lasciandoci la fonte alle spalle, facciamo questo sentiero che ci conduce al torrente che scorre qui sotto, che lo sento bello vigoroso, ve lo voglio far vedere. Siamo quindi questi pochi metri a piedi in questo sentiero sterrato. Eccolo qua, inizio a vedere il fluire delle acque. Wow, guardate che meraviglia. Non so voi, ma io non mi stufo mai di osservare un torrente. La sua corsa, rapida ed impetuosa, guarda solo avanti, mai indietro, non ammette ostacoli e genera quella bianca melodia che d'un tanto mi rapisce.
Allora avventurieri, anche questa nuova motoavventura che ci ha fatto scoprire queste bellezze naturali del comune di Berchida volge al termine. Fatemi sapere nei commenti qui sotto se avete gradito le nuove inquadrature e come al solito vi invito a lasciare un like e un vostro commento a riguardo se questo video vi ha emozionati, iscrivervi al canale e condividere questo video con i vostri amici. Ciao avventurieri!